danno la beffa. Ieri pomeriggio, dopo 60 giorni di attesa, riceve mio fratello la decisione della Attorney General, che appunto prevede la cancellazione delle accuse nei suoi confronti e il suo rilascio immediato. Ma poi, appena uscito dal commissariato, è stato riportato dentro senza alcuna azione. Sembrava essere arrivata la fine dell'incubo per Marco Zennaro e i suoi familiari, invece nulla. Dopo quasi 2 mesi detenuto in una cella del commissariato di Khartoum in Sudan, mercoledì pomeriggio l'imprenditore 46enne ha visto nuovamente infrangere la sua speranza di tornare a casa per la terza volta. L'ambasciata e l'avvocato hanno cercato di mettersi in contatto con le autorità sudanesi per la questione, ma ieri sera non c'è stata alcuna evidenza di chi e come e per quale motivo abbia dovuto passare un'altra notte lì. E oggi lo stesso. Ancora senza una spiegazione. Ancora senza alcuna spiegazione, non si sa chi e che cosa abbia fatto in modo che mio fratello tornasse in commissariato, seppur abbia in mano una decisione che prevede il suo rilascio immediato. I miliziani l'hanno preso in consegna per riportarlo in cella con un nuovo mandato di arresto, senza che però ne conoscesse le accuse. Informata subito la Farnesina, ora si sta muovendo di conseguenza, ma la famiglia è preoccupata. Ci aspettiamo che ci sia un po' una reazione anche da parte del Ministero dopo la telefonata dell'altro giorno, che sembrava un po' aver attenzionato il caso. Adesso loro so che sono in contatto, però speriamo che si risolva prima di oggi, prima di questa sera, di questa notte, perché domani è venerdì e sabato in Sudan è il weekend. Spero che Marco non subisca psicologicamente anche questa volta, ma che tenga duro come sta già facendo da tanti giorni, ma queste sono delle botte psicologiche che non vanno bene.